possiamo iniziare. Buonasera a tutti e benvenuti a questo secondo appuntamento dei pomeriggi del Romanico dedicati alla musica medievale. Io sarò brevissima perché molto onestamente devo ammettere che dell'argomento, già della musica medievale ne so veramente poco, ma nello specifico dell'argomento non ne so niente, quindi la mia presentazione di stasera si limita nel ringraziare il professor De Logu che invece oggi mi aprirà un mondo, mi farà conoscere una realtà che sono sicura ci incuriosirà e ci interesserà, ma che ammetto è sconosciuta a me. Non so se qualcuno di voi la conosce. Per questo motivo, perché io sono particolarmente curiosa, lascio subito la parola al professore. Grazie a tutti. Felix et intritas cui exortum est Iovar veris solis dum insulcitanam insula Charismate Sancti Spiritus Beatus Antiochus nidabiter corrus capi Eia igitur O colende, o tremende, o martire gregile, populum tibi sovietum. Eia, o beate patrone, rotuis omnibus manus in sancta extol. Ciò che abbiamo sentito è un'antifona tratta dall'ufficio dalle ore del proprio di Sant'Antidoto. Il tutto trova origine in questo manoscritto, conservato a Iglesias, capitolo diocesano di Iglesias. Si può vedere, sul libro aperto, una scrittura gotica libraria del XIII-XIV secolo, da cui la datazione del manoscritto stesso. Però, c'è un però. In realtà, questa immagine raffigura un manoscritto del Seicento. Non è un falso, è una copia autentica e autenticata. Lo apprendiamo da questa pagina. Una scrittura calligrafica con dei particolari ingranditi, dalla quale noi apprendiamo che su ordine dell'arcivescovo cagliaritano Francisco de Esquivel, il 6 marzo del 1621 fu effettuata questa copia Bene et Fideliter, copiata da
un manoscritto antico contenente l'ufficio di Sant'Antioco. Il manoscritto originale, chiamiamolo così, non era consunto, non era rovinato, era nuovo di zecca. Il copista praticamente agisce come se fosse una macchina fotografica, copia esattamente tutto ciò che ha davanti, compresa l'imitazione di una scrittura, seppur in maniera colta, l'imitazione di una scrittura non più in uso da 300 anni. Questo manoscritto, per fortuna, è stato ricopiato, poiché l'originale è andato perso. Abbiamo la certezza che il manoscritto è stato copiato bene et fidelite. Queste altre 2 pagine, sono alla fine del manoscritto, contengono praticamente la dichiarazione di una sorta di autentica da parte di alcuni notai. Addirittura nella pagina alla vostra sinistra il notaio Gaspare Sirigu produce anche un elenco di parole che sono state erase, cancellate o aggiunte. Quindi siamo sicuri, siamo certi che la copia è avvenuta conforme all'originale. Quindi siamo in possesso di un manoscritto molto prezioso, una copia autentica. Per dire la verità, ci sono un altro paio di manoscritti che contengono la passione di Sant'Antioco. 2 sono conservati presso la Biblioteca Apostolica Vaticana. Il codice latino 6171, studiato da Massimo Cerasa. Di un altro codice, forse mi sembra di aver capito, ce n'è la notizia Giampaolo Mele, mi sembra di aver capito che il professor Mele sia stato il primo a darci la notizia dell'esistenza di un codice beriniano conservato pure presso la Biblioteca Apostolica Vaticana. E un altro manoscritto è conservato a Cagliari, però ne considera solamente una parte. Ma nonostante questi 3 manoscritti citati, ecco, quello di Iglesias è più, come dire, completo, perché quello di Iglesias contiene 2 tipologie testuali. Un tipo di testo è quello che abbiamo visto nella gotica libraria. L'altra tipologia testuale invece è il testo musicale. Ora, la mia presenza qui è dovuta a questa seconda tipologia, in quanto io mi interesso di questo e mi sono interessato dello studio della notazione di questi brani musicali. Però, prima di passare, di vedere un po' come funziona questa notazione, due paroline sul protagonista, ossia su Antioco. Prendo un po' qui, un po' da lì, insomma, da altri studiosi che hanno studiato sia il manoscritto prima di me e anche alla bisogna da qualche altro studioso, da altri studiosi afferenti ad altre discipline. Questa persona, Antioco, proveniente probabilmente dal Nord Africa, mandato in esilio presso l'isola di Sulci. Ora c'è qualche studioso che ha dubitato della sua esistenza, poiché si è notato che una parte cospicua del racconto della sua passione sembrerebbe copiato da un altro manoscritto che narra la passione di un altro santo, anche egli di nome Antioco di Sebaste. E quindi qualcuno ha ipotizzato che il culto di Sant'Antioco sia stato importato dai bizantini, dalla Chiesa bizantina. Conquistarono la Sardegna, se non erro, nel 534. Una persona come padre Grégoire, che è un grande agiografo, anche lui dice è un po' complessa la personalità di Sant'Antioco, di Cidre, però ci sono alcuni repeti, per esempio dei repeti trovati a Cagras, 2 sigilli, un sigillo plumbeo in particolare reca un'immagine di una persona maschile con su scritto Sanctus Antiochus. Se non erro, qualcuno qua sicuramente mi correggerà, perché visto che li ha studiati, è della metà del VI secolo, siamo intorno al 550-560. I bizantini conquistano la Sardegna nel 534, per cui
qualcuno dice ma è un po' improbabile che questi qui in un paio d'anni riescano a diffondere il culto di una persona mai vista, mai conosciuta. Ci sarebbe anche una lastra marmorea recante un'epigrafe, anch'essa copia autentica. Secondo qualche studioso, per esempio un epigrafista, il professor Antonio Maria Corda, è del parere che sia stato copiato da un'iscrizione musiva. La datazione, questa oscilla tra il VI, VII, VIII secolo. Comunque sia, a mio parere, ma secondo il mio parere, prendere con le pinze, una prova un po' più concreta ce l'abbiamo all'interno della Passio stessa. Ora, Antioco di Sabazia muore decapitato. Antioco Solcitano, sembrerà strano, ma muore di morte naturale. Viene trovato morto a casa sua, anzi, in una grotta, insieme a Sant'Antioco. Ora, siamo in una tipologia di racconti in cui sembra che vi sia una gara a narrare le atrocità più terribili, di torture, morte, eccetera, eccetera. Questo invece muore di morte naturale, che gli costava, qualcuno ha pensato, io lo stesso penso, che gli costava al redattore di inventarsi una morte un po' truculenta. Se non lo fa, è per un semplice motivo. Di padre in figlio, per secoli, si era tramandata la storia di quest'uomo che arriva dal Nord Africa e muore. Lo trovano morto a casa sua. Tutto poteva essere inventato, ma non le uniche cose, le pochissime cose che erano note. A me piace molto pensare che quest'uomo fosse proprio di colore, probabilmente era di colore. Piace pensare addirittura a un Moro. Quindi un Moro che arriva qui con una barchetta, arriva in Sardegna, l'isola di Su ci prenderà il nome da lui e dopo diventerà addirittura patrono della Sardegna. Ecco, fatto a questa piccola premessa, entriamo in media res, come si suol dire. Iniziamo a dire cos'è una passio, cosa sono le passio. La passio è il racconto in stile narrativo, prima di tutto del cosiddetto interrogatorio del testimone. La parola testimone in latino si dice martir, tant'è che abbiamo degli acta riportanti, cioè l'interrogatorio di martires pagani. Nella passio, oltre a questo sempre in stile narrativo, vi è anche la descrizione delle torture che ha subito, della morte, nonché della sepoltura. Queste passioni sono molto importanti da un punto di vista storiografico, perlomeno quelle scritte in cui chi scrive è un testimone diretto oppure conosce, eccetera. Ma le passioni scritte secoli e secoli dopo l'accadimento dei fatti, di storiografico non hanno nulla, e infatti non vengono scritti con quell'intento. Hanno due funzioni. La prima è quella di educare, di far crescere, sviluppare la fede da parte dei cristiani. D'altronde il santo è sempre una persona che media, in una zona intermedia fra Dio e l'uomo. Un'altra funzione, la stessa importante, è quella liturgica, ossia la passio si leggeva, anzi doveva essere letta, infatti si chiamano leggende, col gerundivo del verbo leggere, cioè si deve leggere quando? Nell'anniversario della morte del santo, ossia il dies natalis. E in questi casi la passio viene scomposta in varie parti, chiamate lectiones. E queste lectiones vanno a formare un unico corpus, proprio vive in perfetta simbiosi, e alla fine lo vedremo cosa intendo dire, con canti, di inni, di salmi, responsori o antifone, come quella che è stata cantata poco fa. Per cui si tratta, già scopriamo la tipologia di questo manoscritto, quindi riporta una liturgia, quindi esso è un libro liturgico musicale e in quanto tale bisognerà trattarlo. Adesso, prima di vedere qualche paginetta di notazione musicale, vorrei fare una piccola raccomandazione. Abbiamo detto che è un libro liturgico musicale, quindi non è uno zibaldone, una raccolta di brani musicali.
non trasmette delle partiture, non è stato scritto per trasmettere delle partiture. Oltretutto il concetto di partitura qui è fuori luogo. Il concetto di partitura, se vogliamo essere un po' schietti, è un concetto nostro, occidentale. Mi voglio sbilanciare, è un concetto eurocentrico, poiché il concetto di partitura sembra la condizione sine qua non per l'esistenza stessa della musica, il che significa che una musica, cioè addirittura conferisce la dignità di musica alla musica. Tutte le musiche, quindi prive di partiture, la stragrande maggioranza della musica esistente sulla faccia della terra, non avrebbero dignità di musica, il che è completamente assurdo. È un concetto che ci porta, scusate la frase un po' pesante, conduce a un paradosso paradossalmente paradossale. Scusate l'esagerazione, esageratamente esagerata. Perché un concetto del genere giunge a porre l'effetto prima della causa, cioè è l'effetto a generare la sua stessa causa, il che è una grandissima corbelleria. Questo è un libro liturgico musicale. Il libro liturgico musicale racchiude una comunità in preghiera, racchiude i sentimenti, le emozioni, il modo di pregare e il modo di cantare di una comunità, come insegna il professor Giacomo Baruffio. È come l'impronta digitale di una comunità, rappresenta proprio la comunità. Quindi è un concetto su cui si ricadrà. Vediamo allora una paginetta contenente questa notazione musicale. È l'antifona di prima, ho riportato il testo, vediamo di descrivere quello che vediamo. Vediamo testo verbale, un rigo rosso, tanti righi rossi, e sia sopra che al di sotto del rigo rosso dei segni strani che sembrano effettuare una danza. Ebbene, questi segni si chiamano neumi. Quello qui presente è una scrittura pneumatica toscana del XII secolo. Toscana, perché qui in Italia abbiamo decine di scritture, una completamente diversa. Adesso questo fatto del XII secolo un po' battibecca con la datazione sia del manoscritto che della gotica libraria. E questa mi sono permesso di riportare due paginette toscane, di due manoscritti toscani, ambedue a Lucca, contenenti, non so se si vede bene, però vi garantisco, il tipo di scrittura è la medesima di quella del codice antiochese. Cioè, è proprio una tipologia di scrittura ben identificata. Una delle tante non è la scrittura del XII secolo, è una scrittura del XII secolo. Torniamo al nostro manoscritto. Adesso, lungi da me l'intenzione di fare una lezione di musica, però sono convinto che certe cose siamo in grado di capirle, basta una piccola conoscenza, un po' di buon senso, e riusciamo a capire perfettamente cosa contiene questa pagina. Tutti, anche chi non si è mai interessato di musica, avrà sentito parlare del Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, la scala musicale, una delle tante scale musicali, la nostra, quella occidentale. Il rigo rosso segnala la nota Fa. Allora, il buon senso ci suggerisce che tutti i segni contenuti sopra la linea rossa stanno a indicare le altezze dal Sol in su, e viceversa tutti i segni sopra la riga rossa stanno a indicare le note dal Mi in giù. Quindi è una scrittura chiamata diastematica nel senso che ci vuole indicare le varie altezze. Già una coordinata fondamentale è la riga del Fa. Poi i neumi vengono scritti un po' cercando di guardare, cioè di farci capire le altezze musicali. Da ciò noi deduciamo che fare una trascrizione del genere basta avere un po' di tempo e si fa tranquillamente. Vediamo. A noi di questa pagina ci interessa l'ultimo rigo e la seconda metà del penultimo rigo. Ho preferito fare un ingrandimento
e vediamo di analizzare. Questo è un versicolo. Il versicolo si canta durante i notturni, anzi, per essere più chiari vi faccio una specie di sunto del contenuto. Contiene l'ufficio delle ore, quindi contiene i brani notati dei primi vespri, i brani notati del mattutino. Non vi tragga in inganno la parola. Mattutino è l'ora notturna. E nelle festività, l'ora notturna, e questa lo è una festività, il mattutino è suddiviso in 3 parti: primo, secondo, terzo notturno. Ciascun notturno comporta il canto di 3 salmi seguito, preceduto dalle antifone, dalle corrispettive 3 antifone. La lettura di 3 leziones, e ciascuna lezione è seguita da un responsorio. Tra questo spazio, tra il canto dei salmi e il canto dei responsori, come linea di confine c'è un versicolo. Il versicolo è una piccola frase suddivisa in 2. Leggiamo V versus o versiculus, R la risposta. È una piccola frase musicale e la prima parte viene ripetuta uguale, precisa identica nella risposta, ossia la musica del verso deve essere uguale alla musica del responso. Ci siamo? Oltre a ciò, poi così finisco il discorso sul contenuto, contiene la notazione dei canti dell'ora degli lodi e poi c'è anche l'ufficio della messa, con i canti del proprio. Per i canti del proprio si intendono introito, responsorio graduale, alleluia, offertorio e comunio, proprio di quella festività, al contrario dell'ordinario che contiene i soliti testi. Agnus Dei può essere cantato a Pasqua o a Natale, non cambia nulla, il testo è sempre lo stesso. Analizziamo questo. Abbiamo la riga rossa, sotto la riga rossa, dove c'è gloria e tonore, ci sono dei segni, e quindi non sta indicando la nota fa, almeno la nota mi sta indicando. Quello che non quadra è che nel responso, dopo la R, la melodia viene portata sul fa. Ecco, qui i conti non tornano. Abbiamo detto che sia il verso che il responso deve essere uguale. In effetti, questo è sbagliato. E vi dirò una cosa, che tutti i versicoli di questo genere possono essere cantati solo con la nota fa, oppure in do. Il do avrebbe avuto la linea gialla. Conforta questa nostra ipotesi il secondo versicolo, che infatti è tutto quanto sul fa. Queste poi, indipendentemente dal fatto che si capiscano o no, però vi garantisco che la trascrizione è stata riportata sulla nota fa. Ma un errore di distrazione capita. Non esiste un amanuense che non commetta qualche errore. Vediamo un'altra pagina. Questo riporta una forma musicale chiamata responsorio. Cosa consiste il responsorio? C'è il coro che canta una parte. Come il coro finisce, attacca il solista e canta un'altra melodia. Quindi, come si fa con le poesie, possiamo indicare la melodia cantata dal coro con la lettera A, la melodia cantata dal solista con la lettera B. Ma non finisce qui, perché dopo che il solista smette di cantare, riattacca il coro con la solita melodia A. Forse è meglio chiamarla A, primo, perché non la canta tutta, ne canta solamente un pezzetto. Ora ingrandiamo, cioè isoliamo la pagina e ingrandiamo un particolare. Questo in celestibus residebat. Poi c'è qui, magari non si vede bene, però la parola che inizia curabat, cura, lì è un po' rossa. Quello indica che da quel punto lì deve cantare il solista. Ma c'è un problema, anzi 2 grossi problemi. Non esiste, cioè, non sto qui a dirvi i motivi, però il solista in questo caso non può attaccare su quella nota, deve attaccare più in alto. Conseguentemente, l'ultima parte, si debat, in modo particolare, è completamente fuori luogo, è totalmente sbagliato. Vi faccio notare una cosa. Questo viene cantato prima. Se voi guardate,
Cioè, ecco, guardate questa figura. E guardate questo, sono uguali. Sono uguali, precisi identiche, solo che qui è corretta la notazione, lì invece è sbagliata. Beh, questo un errore di distrazione un po' grande, doveva essere proprio addormentato, cioè proprio un errore grave, gravissimo. Qui segue la trascrizione di quel pezzettino lì, riportata alle altezze come dovrebbe essere. Vi faccio un ultimo esempio, perché se vado a cercare questi errori non c'è un solo brano sul quale non un errore, ma diversi errori per brano. Questo è un pieno marasma. Questo, se uno canta questa roba qui, non si capisce cosa sta cantando. Immaginatevi voi due versi di una poesia anche aulica, anche di profondo significato. Piccolo particolare, le parole sono spostate una con l'altra, addirittura una parola troncata a metà e finisce con la prima metà di un'altra parola. Non si capisce nulla. Ecco, questo brano è così. È un brano problematico, però c'è un piccolo particolare, non so se lo notiate, qui c'è una piccola linea, piccola, è appena visibile, nel manoscritto si nota di più. Quella nota significa, cioè quel trattino significa che come si va a capo, la nota deve stare sopra il rigo. Se noi guardiamo, qui finisce sotto il rigo, mentre qui ci segnala via sopra. Allora, è come atterrare non in un pianeta diverso, in un universo differente. Cioè proprio da questo piccolo indizio bisogna ragionare, ricostruire formula per formula e ne viene fuori un brano completamente diverso da quello non so se c'è qualcuno esperto di canto gregoriano. Questo qui atterrerebbe nel mondo, non so se conosciate l'introito Puer natus est nobis. Puer natus est nobis. Ecco, ci siamo, appartiene a quel mondo lì. Come è scritto lì, era completamente uno sfascio totale. Adesso viene da chiedere, ma come mai questo errore? È banale, è impossibile non sbagliare. Possiamo farci 1000 domande, ma ha sbagliato il cubista del 600 o quello del Medioevo, cioè, possiamo continuare così all'infinito. Secondo me la madre di tutte le domande è la seguente: possibile che dopo secoli che viene cantata questa roba qui, nel XII, nel XIII secolo, nel XIV secolo, nel XV secolo, non si siano resi conto di questi errori, o perlomeno non li abbiano corretti? Questa domanda ce la poniamo. E un'altra domanda: ma il cantore o i cantori cantavano la versione sbagliata o quella corretta? Ecco, vedete, porci di queste domande significa che ci siamo già dimenticati quello che ho detto prima. Questo è un libro liturgico musicale. La sua intenzione non è di scrivere partiture a beneficio del cantore. Per capire meglio questo concetto, vi faccio vedere questi due manoscritti, lontani dalla Sardegna, anche lontani fra di loro. Sono due tipologie di scrittura completamente differenti una dall'altra. Hanno una cosa che li accomuna: sono delle notazioni, si chiamano adiastematiche, nel senso che qui non c'è nessun indizio per determinare le altezze della musica, e sinceramente non ne avevano alcuna intenzione. Allora, uno potrebbe essere anche espertissimo di lettura musicale a prima vista. Se guarda queste cose qui, la vista al cervello trasmette 0 messaggi e il cervello taccia. Ma allora una scrittura così, che non è da leggere, a cosa serve? Vi sembra strano, ma questa notazione non serve all'occhio, non serve alla vista. Vi sembrerà strano, ma serve all'orecchio. Può sembrare strano. E vediamo un po'. Questo tipo di scrittura è un tipo di scrittura che fa una sintesi di molti aspetti sonori. È una concezione sintetica.
Partiamo da questo presupposto. C'è un mio ex docente, Massimiliano Locanto, nomen omen, il quale è del parere che l'attitudine sintetica sia una modalità cognitiva musicale delle tradizioni musicali orali, essenzialmente a base vocale. Potrà sembrare strano, allora vi dico che il canto liturgico occidentale, impropriamente chiamato canto gregoriano, nasce in ambiente di oralità. Ci sono delle cattedrali melodiche, costruite, composte oralmente, senza nessun supporto scrittura, eseguite oralmente e trasmesse oralmente. Questo tipo di scrittura racchiude questa idea. Questa è un'idea, come dire, di modalità cognitivo o musicale sintetica. Questa scrittura non si basa su un modello teorico in cui il suono viene scomposto nei suoi elementi, nei suoi parametri. A questo ci pensava la teoria musicale e i musicisti. E come direte voi, ma questa è musica per noi. Per loro il concetto di musica in questo caso aveva un aspetto molto diverso. Questa struttura, il modo in cui è strutturata questa scrittura pneumatica, è concepita in modo diverso e praticamente racchiude la modalità cognitiva-musicale sintetica. È il riflesso della memorizzazione avvenuta con uno che mi canta davanti. Ci siamo? Anche dopo che inizieranno a metterle per iscritto su carta, su pergamena, ottengono questa roba qui. Anche la notazione, quella diastematica, pian pianino, ancora qui dove Arezzo non è nato, i nomi delle note ancora non esistono, non potevano rappresentare. E pian pianino riescono a stabilire le varie altezze, però continueranno a cantare oralmente. La trasmissione continua a essere orale, ma fino ai nostri giorni abbiamo testimonianze in monasteri in cui ci sono i due padaloni, cioè i G, quelli grandi, ne mettono due, uno da una parte, uno dall'altra, i monaci attorno che cantano la medesima melodia. Ebbene, capita spesso che i due libroni contengano una melodia diversa, però cantano la stessa, perché cantano quella che hanno imparato da quando sono nati praticamente, perché il compito del monaco era quello. Torniamo alla trascrizione, cioè alle carte del manoscritto di Sant'Antioco. Quindi questo è un manoscritto diastematico senz'altro, ma qualcuno l'ha chiamata diastemazia parziale. Io l'ho chiamata diastemazia imperfetta, però chiamiamola come vogliamo, però riusciamo a capire per quale motivo non sono stati corretti. Il cantore non andava a controllare la partitura. Questo è un nostro concetto. Il cantore sapeva già cosa doveva cantare e come doveva cantarlo, perché in questo tipo di scrittura, abbiamo detto che si fa una sintesi. L'occhio fa un'analisi, punto per punto, ma l'orecchio no. Ciò che l'occhio isola, l'orecchio unisce. L'occhio sta lontano dall'oggetto osservato, il suono fluisce verso l'interno, cioè verso l'ascoltatore. Sono due sistemi differenti e in ultima analisi il concetto stesso di scrittura è diverso dal nostro. Per l'uomo medievale la scrittura è funzione della memorizzazione, come anche la lettura. Noi leggiamo con gli occhi, magari l'ultimo libro di Pulici ce lo leggiamo quando siamo in metropolitana, sul treno, in silenzio. Una lettura del genere per l'uomo medievale non esiste. Si leggeva a voce alta, doveva avere la compagnia del suono, leggere è l'altra faccia dell'audire. Non so se ho reso l'idea dell'importanza e della complessità allo stesso tempo di queste
di questo manoscritto e di altri manoscritti simili a questo. Ora, prima di illustrarvi cosa significa simbiosi tra testo verbale e testo musicale, una piccola curiosità. Questa è un'antifona ad Benedictus dell'Ora degli Lodi. Ho trascritto il pezzo, cioè il testo, guardate quello in grassetto. Reddivisti, beato corpore in ecclesia, tuo nomine consecrata tumulato. Cioè, questa antifona ci sta dicendo che il corpo di Sant'Antioco si trova nella chiesa in suo onore. Cioè, nel 1615 ritrovano le spoglie di Sant'Antioco e le trovano proprio. C'è stata detta una piccola curiosità che mi ha colpito. Qui, vedete, dice de partibus Mauritania, insuscitana insula, quindi proviene dalla Mauritania. Nella passione, ma qui ci vorrebbero 2 conferenze per illustrare proprio la complessità del testo. A un certo punto la scena si trasferisce di punto in bianco nella Cappadocia, nella Galazia, cioè siamo da tutt'altra parte. Vi è anche una confusione dei personaggi. E probabilmente ha ragione la passione di Antioco di Sebastia, perché ci presenta un personaggio che si chiama Adriano, che è il prefetto di quella regione. C'è un personaggio che si chiama Ciriacus, che è quello che uccide Antioco, proprio lo decapita. E oltretutto Antioco di Sebastia ha un fratello, che è lui che l'ha istruito verso la religione cristiana, Platone, che è un santo. Nella passo di Antioco c'è un po' di confusione. Antioco rimane anche il nome Adriano, però improvvisamente diventa imperatore. C'è anche Ciriaco. Ciriacus è colui che accompagna Antioco nella barchetta fino all'isola di Susa e poi, pian pianino, se ne ritorna in Africa. Il fratello, anche Antioco Sulcitano ha un fratello santo, però qui c'è un po' di confusione. Lo chiama Platano, quello era Platone, questo è Platano. A Villa, mi ricordo, c'è una chiesa, probabilmente questo San Platano deriva sì, sicuramente è tratta da questa San Platano. E quindi ci sono trovate queste confusioni. Poi io leggevo una cosa di professor Mastino, Tilio Mastino, dice che a me non risulta nessun editto da parte dell'imperatore Adriano, non esiste proprio, quindi chissà come. Però vabbè, ci sono tante altre questioni, però è meglio chiamare un esperto, tipo il professor Antonio Piras, che ha fatto uno studio approfondito perché nel testo ci sono anche degli inni, proprio di una fattura molto, molto elevata, inni non in canto, però sono degli inni, cioè proprio molto. E qui ci troviamo un discorso da fare. Adesso voglio, e così concludo, io lo leggo da qua. Qui siamo nella seconda lezione. Se i notturni sono tre lezioni per notturno, in tutto sono 9 parti. 9 parti è suddivisa l'intera passione. La prima è introduttiva. Qui incomincia proprio il racconto. E regnante igitur impiissimo Adriano imperatore nefandissimo idolorum cultore cum esset in partibus Mauritaniae proposit edictum ut ubicunque Christi cultores invenirentur idola sanctificare compellerentur. Si descrive, insomma, dice chiaramente anche la lettera che
per caso, insomma, durante il periodo dell'imperatore Adriano, ecco, lui si trova dalle parti della Mauritania e approvò un editto contro i cristiani, a meno che non adorassero gli idoli in cui credeva lui. Poco prima, questa fa parte della seconda parte del notturno, quindi abbiamo detto versicolo e poi lectiones e responsori, ma prima viene cantata questa antifona. Impissimus Adrianos proposuit edictum ut Christi cultore sacrificare idoliis ogerentur. Cioè, è lo stesso testo che troviamo nella Passione. Quindi il testo cantato introduce e spiega il testo scritto, il testo verbale. E allo stesso tempo il testo verbale riprende e amplifica quello che si è cantato. Continuando, dice: per idem tempus erat quidam nobilis iuvenis Christum volens deumque valdeamans et a Christi laude sanctique nominis eius predicationem nunquam cessans nomine Antiochus. Erat quidam nobilis Christum volens iuvenis Deum valdeamans nomine Antiochus. Il testo qui, in questo caso, è uguale, identico, fuori che alla fine, perché inizia a un certo punto per idem erat quidam nobilis iuvenis Christum volens deumque valdeamans, e questo ripete questo, erat quidam nobilis, eccetera, eccetera, taglia la parte centrale e finisce nomine Antiochus, nomine Antiochus. Cioè questo, per farvi capire per quale motivo all'inizio ho detto non si può parlare del testo verbale senza testo musicale e non si può parlare del testo musicale senza fare riferimento al testo verbale, cioè dobbiamo ricordarci che ci troviamo in presenza di un momento liturgico, per cui è un tutto unito. E un'ultima cosa che voglio farvi notare è questa: ho cantato prima Impissimus Adrianos, eccetera eccetera. Il salmo che è associato a questa antifona è il salmo 1. Non è un caso. Beatus vir qui non habiit in consilio impiorum et in via peccatorum non stettit. Cioè qui si parla di una parola, cioè di una persona empia, addirittura utilizza il superlativo, impiissimus. Il salmo che corrispondente parla: beato l'uomo che non frequenta le persone empie. In questo caso, questo Beatus Vir, questo salmo, il Beatus Vir è Antioco. Quindi vedete la trasposizione da un punto di vista, questo è un profondo significato liturgico. E per spiegare bene queste cose, però, occorrerebbe un liturgista, dunque, faccio. Allora, non so se tra il pubblico c'è qualche domanda, qualche curiosità o dai social. Io, a proposito di cantare, adesso non c'ho più voce. Allora, intanto ti volevo ringraziare perché è stato veramente interessante. Per quanto mi riguarda, ho apprezzato i cammini musicali, perché sentire
la musica in qualche modo mi ha riportato anche nell'atmosfera che questa musica doveva ricreare, anche di partecipazione nel momento sacro. E poi ti devo ringraziare, vabbè, io gioco in casa perché io sono di Ozieri, quindi dopo siamo tanti io con la seconda città della Sardegna legata profondamente a questo santo. Ah, anche Scala Montiferro, vabbè, però la chiesa più bella c'è un po' di campanilismo. E poi perché personalmente mi hai aiutato a sentire, ad ascoltare con un altro senso. Io sono una storica dell'arte, quindi fondamentalmente quando mi approccio ad un'opera, ad una testimonianza del Medioevo, lo faccio con la vista. E quindi è un altro modo di leggere, fra virgolette, un documento. Quella di utilizzare le orecchie non l'avevo mai fatto, e invece, come diceva anche il mio professore, bisogna sempre ricordare di contestualizzare il contesto in cui nasce quell'opera o comunque quel testo. Quindi da questo punto di vista è stato molto istruttivo e molto interessante. Non so se... Mi sembra che siano tutti timidi oggi. Secondo me hanno paura che li faccia cantare. C'è Antonello che vuole fare una domanda. Sì, una curiosità più che altro, no? I Goccius che conosciamo, a cui sono legati insomma le tradizioni popolari sarde, traggono spunto da questi antichi manoscritti, dalle Passio, o sono delle ricostruzioni? Dubito fortemente. Sì, probabilmente giungono da grandi spagnolo, giù di lì. Però c'è un manoscritto dalla seconda metà del 200, le Cantigas di Santa Maria, in cui, ecco qua, infatti queste miniature sono state, in cui c'è una melodia, ma la forma musicale è diversa. Però questo canta, adesso mi ricordo, a Santa Maria das il tema melodico mi sembra, cioè, qua siamo nel 1200, dopo il 1250, tra queste cose qui c'è anche una miniatura che riporta uno strumento strano che sembrerebbe la launetas, però da qui a dire che c'è, non lo sappiamo, però quello che sicuramente non è il canto, cioè non dipende dal canto gregoriano. Cioè, non abbiamo... Dicevo, la storia che viene raccontata nei Goccius trae spunto da questi antichi manoscritti, al di là della musicalità che è completamente diversa, chiaramente. Ah, come racconto, come testo verbale. Del santo, della vita del santo. Beh sì, d'altronde il testo dei Goccius parla di cose insomma tratte dalle Passio. Ma hanno una radice storica o sono completamente state ricostruite secondo la tradizione popolare? Ma qualcuno potrebbe avere una radice storica, ma dubito personalmente, che sono delle... come questa Passio, cioè se qualcuno sicuramente avrà dedicato dei Goccius, magari più di uno, con questi testi, ma sappiamo benissimo che questo testo di storico non ha nulla. Cioè l'intento di questa scrittura, di questo racconto qui, è strettamente della fede, cioè hanno un carattere edificante, diciamo, di raccontare queste... Per cui molti testi che ho letto sono tratti da passioni di questo genere qua. Perlomeno così, poi tutto è possibile. Però bisognerebbe avere delle certezze, perché col pensiero possiamo arrivare sulla Luna, di fatto non sono fermo qua. C'è qualche altre domande? Sì, intanto grazie.
ragazze è veramente interessantissimo e anche per me come per Giuseppina è una cosa completamente nuova. Allora provavo mentre parlavi a immaginarmi come potesse essere, cioè visivamente, come potesse avvenire questo canto, no? Quindi visto che ci occupiamo di chiese romaniche, quindi all'interno della chiesa di Sant'Antio con questi cantori laici o ecclesiastici? Prima domanda. Questo è difficile da... Non si hanno... Questo è difficile. Normalmente abbiamo sempre il gruppo di monaci. Non scordiamo che questa scrittura qui, il relatore, tra l'altro è sardo, perché all'inizio, cioè alla fine, scrive il nostro patrono della nostra isola, però è un monaco vittorino. Sono i vittorini che hanno scritto questo, arrivano nel 1089, se non sbaglio, gli viene donata la chiesa di Sant'Antioco, eccetera, eccetera. Sicuramente spettava a loro cantare, anche se questa è una cosa che non ho detto, questo è l'ufficio delle ore, soprattutto il mattutino, quello diciamo secolare, quello che veniva cantato nelle chiese, nella cattedrale, anzi per essere precisi, si cantava nelle cattedrali. Quello monastico è un pochino più complesso, che ne so, al posto di 3 responsori con 3 letture, ce n'erano 6 e 6, quindi la notte la passavano praticamente in bianco. Sembrerà strano, ma i canti più belli, quelli che venivano armonizzati a 4 voci, ma solamente una frase poteva durare un 4 ore, erano proprio quelli dei mattutini. Cioè, questo è particolare. Suppongo che cantassero loro, anche perché chi è che aveva il padrone della scrittura? Chi era? Il padrone della lettura erano loro. Difficilmente. Quindi comunque religiosi, non clero, ma monaci. Sì, anche clerosi. Quindi comunque religioso. Quindi loro potevano avere sotto un testo per quanto riguardava il contenuto, ma non per quanto riguardava la musica, se ho capito bene. La musica si trasmette, diciamo, La musica la oralmente. conoscevano le mura. A noi ci sembra strano, però il 90% dei coristi, tutti i cori, non legge la musica, eppure c'è sempre la partitura davanti. Perché? Perché deve vedere quando sale e quando scende, dipende meno la funzione di queste cose qui. Se però uno non sa nulla, non lo canta, a meno che non sappia leggere la musica. Lo stesso accade con questa scrittura qui. Questa presuppone una preconoscenza. Questa scrittura la capisce solo chi ha imparato il brano a memoria. Se io so il brano a memoria, sono in grado di decifrare questa scrittura. Però appunto perché la sua memoria non vada a consultare. E poi c'è un solo libro. Un solo libro. Non è che, cioè, questo è di carta, ma l'originario è il pergamento. Perché per fare un libro del genere, quante pecore bisogna... La pergamena è la pelle degli animali, no? Insomma, fare un libro costante, quindi una volta che ne hai uno, è un singolo libro. Non serve per essere letto dai cantori. Il cantore o lo conosce a memoria o lo canta, tutto lì. Tuttavia il direttore forse poteva... Quindi per deformazione professionale non era... fanno segno, per deformazione professionale non era uno strumento didattico, cioè l'insegnamento avveniva oralmente, fondamentalmente. Ci stiamo appassionando. Sì, no, quante ore avete? Perché domande io ne ho tante. Anche dopo che... Cioè, Microfono. Che cantano normalmente. E curiosamente questa qua aveva un libro, questo me l'aveva raccontato il professor Baruffi. Poi si è accorto che questo libro con questa notazione strana se lo aveva al contrario. E lei ha detto, ma perché ti porti il libro? Se non ho il libro non canto. Cioè è una questione psicologica che io vedo ogni giorno con i cantori, con i cantori del coro. È capitato anche a me. Io ho insegnato un brano, riuscivo a ricordarmi i neoni di 2 scritture neomate, proprio il neoni, me ne ricordavo a memoria, non avevo bisogno di vedere. Un giorno è toccato a me cantarlo da solo e ho avuto bisogno del libro.
Cioè, è una cosa... Sì, la coperta di lì, sì, esatto, ma è l'insicurezza questa, anche quando uno è sicuro. Facciamo anche un po' di psicologia. Quindi il fatto della modalità cognitiva musicale, quindi stiamo già così. Certo. E quindi appunto cantano tramandandosi, diciamo, questa musica. Poi mettono per iscritto, hai detto, no? Come memoria di questo canto. Quindi quando avviene invece l'equivalenza con le note che noi conosciamo? Però prima di lasciarti la parola dico l'ultima cosa. A proposito della Passio di Sant'Antioco, io me ne sono occupata dal punto di vista archeologico. Allora, il culto di Sant'Antioco è sicuramente precedente alla scrittura della Passio, la catacomba lo dimostra molto chiaramente. La Passio di Sant'Antioco, come quella di Sant'Efiso, ha questa caratteristica, che per esempio non ha quella di San Saturnino, di avere due blocchi netti, uno ambientato in Oriente, proprio chiarissimamente, e l'altra ambientata invece in Sardegna. Quindi chi probabilmente è orientale, chi l'ha scritto, ma molto tempo dopo rispetto all'inizio del culto, per tutte e due le passioni, perché chi l'ha scritto si è portato dietro qualche cosa e per omonimia ha cercato di mettere insieme le due parti, riuscendoci malissimo, perché sono in realtà due blocchi talmente distinti. Però hanno cercato, appunto, il discorso che facevi di Adriano, allora l'Adriano sardo è diventato invece l'imperatore, quindi la confusione è data da quella. Era un attributo. Sì, però sono proprio due blocchi diversi, quindi sicuramente il culto è più antico rispetto a chi, cioè non è portato dai bizantini. Quindi, quando è avvenuta l'equivalenza con le note? Dunque, le note moderne, insomma, Guido d'Arezzo non è che non ha inventato nulla, ha raggruppato determinate cose, le ha messe insieme e ha insegnato un metodo per poter ricordarsi a memoria i brani musicali. Quindi ha insegnato a leggere, per questo fu punito severamente, perché da quel momento in poi chiunque poteva riuscire a imparare da solo senza il bisogno del maestro. I maestri non l'hanno presa molto bene. Però io poco fa, quando stavo dicendo un tipo di scrittura che non è basata sulla scomposizione del suono, a loro non interessava, cioè loro volendo avrebbero potuto fare le differenze fra una nota e l'altra. Già nel IX secolo indicano le note diverse, però questi sono musicisti. In un libro di teoria musicale noi troviamo la nota A, B, C, che rimane ancora oggi nei paesi anglosassoni, la nota Do è indicata con la lettera C, la A sarebbe il La. Quindi già nel IX secolo, ma ne parlano come se fosse una cosa normale, quindi non è, indicavano proprio le varie altezze. Però quando si trattava di cantare questa roba qua, le note non vengono indicate. I manoscritti che ho presentato prima del X secolo, da Guido d'Arezzo in poi si cominciano a usare i righi, molte righe, qualcuno ne ha anche 10 o 12, poi alla fine diventeranno 4 per il gregoriano e 5 per la musica nostra, insomma, diciamo. Però questa cosa delle note, l'identificazione delle note esisteva già, però questa gente che cantava la nota di giorno, cioè il loro compito era quello, cioè adesso voi il trallallero lo conoscete, qualcuno di voi si metterebbe a leggere da una partitura, dubito, per loro era la stessa cosa, non avevano nessuna necessità di scrivere. Il problema si pone per noi, perché se io voglio cantare Ofelia, devo conoscere le note musicali, perché la tradizione si è interrotta. Tantomeno non sono neanche un monaco, per cui qualche monaco ha continuato ancora oggi, ma sono pochissimi. Quindi la distinzione delle note da Guido d'Arezzo in poi si va in discesa. Però, nonostante ciò, noi troviamo lo stesso brano identico, uno l'ascolta, dice è quello. Se controlliamo nel manoscritto, oppure lo ascoltiamo bene, ci sono sempre delle varianti. C'è qualcuno che parla di correzione nel canto, e quindi il manoscritto più antico ha ragione, ma
non funziona così. Semplicemente sono delle varianti. Io mi immagino se si dovesse cantare una cerimonia in onore di Sant'Efisio a Cagliari, sicuramente non ha lo stesso fervore, non c'è lo stesso sentimento, per esempio, che fosse cantato lo stesso brano, per cui sono portati ad aggiungere sempre qualcosa in base alla loro tradizione culturale. Cioè sono questa è una frase molto bella che mi piace, queste sono delle rappresentazioni melodiche. Il termine rappresentare significa riportare nel presente. E cosa riportano nel presente? Un pezzo di memoria collettiva. Ma questo funziona se questo pezzo di memoria collettiva io la posseggo già. E chiamiamo appunto di prima. Io devo conoscere per interpretare questo tipo di scrittura. A differenza del testo verbale, una volta che uno possiede il codice, decodifica alfabeto o sillabe, lettere, eccetera, eccetera. Qui non è sufficiente, qui deve avere una preconoscenza, deve conoscere se vuole capire questo tipo di scrittura. Le note poi cominciano dall'XI secolo in poi, ci sono già delle buone. C'è un manoscritto a Montpellier che addirittura riporta questo tipo di scrittura, sotto scrive A, C, indica anche l'altezza, sì. La loro preoccupazione, non c'aveva questa preoccupazione, non serviva. Quella era una cosa che serviva per i musicisti. A noi suona strano perché per noi è tutto musica. Una cosa, giuro. Si cantava nelle feste ufficiali, cioè il Dies Natalis, poi Sant'Antioco ha diverse feste ancora oggi, no? Oppure era un canto, se si sa, magari non ci sono dati in questo senso, che per esempio i monaci potevano fare più volte, non dico quotidianamente, ma insomma in maniera ripetibile. I monaci cantavano ogni giorno, era quello il loro compito. Ma anche la liturgia della messa, cioè noi abbiamo una concezione molto sbagliata. In quel periodo non c'era una sola sillaba che non fosse cantata. Anche il Vangelo, cioè aveva anche la funzione, perché se ho uno spazio grande, se io mi metto a parlare così, se mi metto a parlare, si sente, il suono si propaga, quindi c'è anche un motivo funzionale, diciamo. Però c'è anche il motivo religioso. Il parlato è il chiacchiericcio umano. Quando io parlo con mio Dio, non posso utilizzare la stessa modalità con cui comunico con voi. E il canto rappresenta qualcosa di estremamente sacro. Nel Medioevo il canto è donum Dei. Immaginatevi la bellezza, cioè la musica veniva considerata proprio, la musica che c'è qui, è semplicemente l'imitazione del canto angelico. La musica non la vedo, non la tocco, è invisibile. Dal momento stesso in cui comincio a scrivere questa roba qui, rendo visibile ciò che è invisibile. E questo succede in un libro liturgico. Quindi c'è una simbologia molto potente, molto, molto forte. Poi noi siamo abituati alla corrente elettrica. Quando in certi monasteri potevano avere 2 candele che dovevano bastare per un mese. Cioè praticamente non è che ci avessero questa grande luce per poter leggere cosa. Ci sono librettini che sono piccoli così, uno poteva leggerlo, non tutti quanti insieme. Qui dietro ci sono i manoscritti originali dietro e sono dei libroni. Ma molte volte abbiamo dei libri piccolini, quindi è impensabile che leggessero. Il monaco sicuramente cantava perché era quello il suo compito. Nelle chiese, una cattedrale lo stesso, poteva permettersi magari un coro. Bisogna vedere proprio dal punto di vista del personale umano. Però sì, si cantava. Ovviamente, questo qui non so quando venisse cantato, in quale festa, perché Sant'Antioco è tutta una. Ce ne sono diverse. Sì, tutti ce ne sono diverse. Siete sicuri di non avere altre domande? Okay.
No, io per quanto riguarda il significato sacro della musica, anche l'altra volta ho detto l'unica mia conoscenza della musica medievale è diciamo, la vicinanza, la spiegazione del Paradiso da parte del mio professore di lettere, che è il Paradiso di Dante, che ha fatto proprio, è costruito sulla musica, quindi sì, era fondamentale nel mondo medievale la musica, proprio come vicinanza a Dio, come espressione del divino. Se non ci sono altre domande, io finirei qua l'incontro di stasera. Rinnovo i miei ringraziamenti al professor Pieri che a me personalmente, ma credo a tutti, anche a Rossana, ha aperto veramente un nuovo campo di interesse. E niente, io vi rinnovo l'invito per il prossimo appuntamento. Ora facciamo una pausa perché Oristano c'è la Sartiglia e quindi sì, e quindi ci blocchiamo per le prime 2 settimane di febbraio, perché anche quella è sacra e va rispettata. Ci rivediamo il 20 febbraio con il terzo e penultimo incontro del ciclo di conferenze sulla musica medievale. Ringrazio tutti voi che siete stati qui stasera, gli operatori del museo che sempre, comunque si stanno appassionando anche loro, devo dire la verità, ci state scroccando le conferenze, è vero Raffaele? Alla prossima serata, al prossimo incontro, grazie a tutti.